Benvenuti, oggi è mercoledì 21 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:24. La luna sorge all'1:17 e cala alle 13:16. Oggi si celebra San Luigi. Il nome Luigi ha origine tedesca e significa uomo illustre. Il suo numero fortunato è il 4, il colore è il rosso, la pietra è il rubino e il metallo l'oro. Ah, il basilico, la pianta che richiama l'estate. Ricordatevi che ha bisogno di molte cure, quindi posizionatela sul balcone, annaffiatela spesso, evitando però che l'acqua ristagni. E attenzione, quando prendete le foglie è importante staccarle con rametto intero e non singolarmente. Prendersi cura di questa piantina può sembrare un'impresa, però non temete, c'è una soluzione pronta ad aspettarvi in ogni supermercato. Il pesto pronto. Basta comprare una confezione e voilà! Anche il più impacciato dei cuochi diventerà un vero chef. Auguri al principe del Galles William, che oggi celebra il suo 41esimo compleanno. Oltre ad essere il primo nella linea di successione al trono del Regno Unito, William si è distinto per il suo impegno in varie cause benefiche e per il suo ruolo di rappresentanza a livello internazionale. Festeggia 66 anni il cantautore e attore napoletano Nino D'Angelo, lo scugnizzo della musica italiana, che inizia la carriera cantando a feste private e matrimoni. Dopo la formazione a teatro con la sceneggiata, approda al cinema negli anni '80, all'ombra di Mario Merola. Il fenomeno D'Angelo esplode nel 1981 con Nu Jeans e una maglietta, madre di tutte le canzoni neomelodiche, alla quale seguì il film dall'omonimo titolo. Il successo è dilagante e la sua immagine col caschetto d'oro diventa emblema di tutti i ragazzi dei quartieri popolari del sud. Infine oggi compie 68 anni l'ex calciatore francese Michel Platini. È considerato uno dei giocatori più forti di sempre. Dopo i successi in Francia nel 1982, il numero 10 arriva in Italia alla Juventus, voluto fortemente da Gianni Agnelli. Coi bianconeri vince di tutto: 3 palloni d'oro consecutivi, scudetti, coppe nazionali e internazionali. Quasi mezzo secolo dopo il 78 giri, la Columbia Records presenta a New York un nuovo formato di disco in vinile che muta radicalmente il mercato musicale. È il 21 giugno del 1948 ed esce il primo 33 giri, dimezzando così la velocità di riproduzione dei dischi e raddoppiando al tempo stesso lo spazio dove incidere le canzoni. Con questo sistema, noto con l'acronimo ALP, si introduce la possibilità di incidere più brani su entrambe le facce del disco. Forse non tutti sanno che la bandiera della Sicilia è la quarta più antica al mondo. La triscele, più nota come trinacria, è l'antico simbolo della Sicilia e raffigura un essere con 3 gambe a rappresentare i 3 promontori più estremi dell'isola, mentre la testa della Gorgone rappresenta Medusa con i suoi serpenti. Le spighe vennero aggiunte dai Romani sia come simbolo di fertilità, sia perché la Sicilia fu prima provincia e granaio di Roma. Preparatevi perché arriva il momento di consultare le stelle con l'oroscopo di Marco Amato. Oggi solstizio d'estate, il sole entra in Cancro e una luna stupenda crea una magia di luce che promette tanto. Vediamo i 12. Ariete. Il sole oggi entra in quadratura. Siete proprio voi che pagate assieme alla bilancia il pegno per l'inizio di un'estate. Complicanze? No, ma forse qualche rallentamento e anche in amore non demorde la voglia di fare comunque tutto il possibile per conquistare qualcuno. Toro, il Sole torna a essere amico e collabora con Giove per farvi sintetizzare e velocizzare tutti i vostri affari che hanno bisogno sicuramente di una direzione e di un'attentissima guida. Gemelli, la vostra giornata procede con Mercurio che rimane solo nei vostri gradi. Avete perso l'appoggio del Sole, ma che vi ha rivitalizzato tantissimo e che vi spinge adesso a essere pronti per nuove avventure. Cancro, oggi il Sole entra nei vostri gradi e la Luna è all'ultimo. Il saluto della vostra dea è l'ingresso del caldo Sole che con voi celebra l'inizio dell'estate. Voi siete l'estate e questa sarà assolutamente indimenticabile per voi.
Leone, la giornata di oggi procede con l'ingresso della Luna nei vostri gradi, Luna, Venere e Marte insieme. Un caldo abbraccio tra tre pianeti complici e assolutamente amanti. Vergine, la giornata di oggi inizia con una bella notizia. È estate e già questo vale tutto, ma soprattutto per il fatto che il Sole diventa amico, quindi forza, una nuova energia per affrontare tutti i vostri impegni, scadenze e soprattutto per riprendere le fila di una vita sentimentale un po' troppo trascurata. Bilancia, la giornata di oggi inizia con il Sole in quadratura. Anche voi come l'Ariete pagate questo piccolo pegno per l'inizio dell'estate. Bene, confusione sì, ma confusione utile, perché la vostra visione chiara delle cose vi permetterà di intervenire dove serve in maniera tempestiva ed efficace. Fatevi amare, non sfuggite. Scorpione, giornata che oggi segna l'inizio di una bella estate per voi. Finalmente ci voleva una buona notizia ed ecco che il Sole riscalderà i vostri gradi in una bellissima posizione di trigono, rendendovi di nuovo più forti, positivi e soprattutto amati. Sagittario, il Sole oggi non è più in opposizione, quindi una bellissima notizia per voi. Tutto quello che è occorso durante l'ultimo mese, che vi ha stancato, vi ha creato qualche piccolo contrattempo, incidente, ecco, si dilegua al Sole di quest'estate tutta da vivere. Capricorno, anche per voi, come Ariete e Bilancia, il Sole è in aspetto un po' negativo. L'opposizione si genera quando i pianeti passano dal segno del Cancro. L'estate non è proprio la stagione a voi congeniale, ma ecco che questa immediata punzecchiatura dell'energia vitale vi permetterà di nuovo di riparametrare la vostra vita secondo le vostre esigenze. Non arrabbiatevi. Acquario, il Sole finisce di sostenervi con un trigono, ma rimane Mercurio geniale ed immediato. Che ne direste di uscire un po' dal vostro guscio e soprattutto di vedere quella persona a cui avevate promesso un pranzo, una cena, un aperitivo insieme? Pesci, giornata splendida per voi, l'estate inizia con un trigono meraviglioso dal Cancro che vi dà energia, forza e soprattutto accende di nuovo gli intrighi romantici che solo voi sapete vivere con un'enorme eleganza. Tutti la ricordano semplicemente come Tiny, in italiano piccola, per la bassa statura e la corporatura esile. Ma nella storia dell'aviazione statunitense il nome Georgia Ann Thompson Broadwick è scritto a caratteri cubitali. Entrò nella leggenda il 21 giugno del 1913, quando, prima donna in assoluto, da un aereo si lanciò col paracadute sopra Griffith Park a Los Angeles. L'adagio Still waters run deep può essere tradotto letteralmente come le acque calme scorrono profonde. Questo indica una persona che appare esteriormente tranquilla e serena, ma in realtà nasconde una personalità profonda sotto la superficie. In italiano abbiamo un modo di dire simile che recita l'acqua quieta rovina i ponti. Questo proverbio sottolinea che anche le persone pacifiche possono nascondere sorprese o reazioni imprevedibili. Insomma, non esiste un corrispettivo specifico in dialetto, ma di fronte a questa scoperta potremmo dire qualcosa come «Pi, pareva chi non ci cuppa». Non dimenticatevi di iscrivervi a Sicilia Play su YouTube per non perdere nessuna puntata. Possiamo attribuire a Friedrich Fröbel il merito se i nostri figli possono frequentare l'asilo nido. Dopo la perdita della madre in tenera età, Fröbel si dedicò alla cura dei bambini. Nonostante le difficoltà nel linguaggio e nella scrittura, dimostrò un grande talento nella geometria e intraprese gli studi di architettura. La svolta avvenne quando accettò un'opportunità di insegnamento presso una scuola a Francoforte. Qui Fröbel comprese l'importanza del gioco nello sviluppo dei bambini, perché consente di esprimere liberamente ciò che è dentro di loro. La sua filosofia educativa ha avuto un impatto duraturo nel campo dell'istruzione. Ci salutiamo con la frase del giorno: preoccupati di ciò che pensino gli altri e sarai sempre loro prigioniero. Ci vediamo domani con una nuova puntata. Un bacio dalla vostra Naomi.